Stamattina siamo stati in azienda, abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo cercato di parlare con la direzione per capire quali sono le motivazioni per cui è successo questo incidente. Al momento c'è abbastanza riservatezza. Un saluto a casa prima di andare al lavoro da Sacilla Colleumberto, come faceva tutti i giorni, alla compagna e alla figlia di 7 anni. Quel saluto sarà un addio per Marco Pesotto, operaio di soli 56 anni che ieri in fabbrica ha perso la vita stritolato dentro ad un macchinario. Il sopralluogo del segretario della CISL della Federazione dei Lavoratori Costruzioni e Affini questa mattina ha prodotto delle osservazioni. Il fatto è che la macchina si è messa in moto, quindi ci chiediamo come possa una macchina funzionare quando il lavoratore è al suo interno, essendoci sicurezze, essendoci sistemi che dovrebbero prevenirlo. Sono centinaia in Calzapotente le denunce di lavoratori arrivate al portale attivato dal sindacato proprio per rompere il muro di omertà che copre condizioni lavorative fuori norma. Abbiamo raccolto oltre 50 segnalazioni in un anno, di queste segnalazioni quasi il 100% erano assolutamente fondate. Abbiamo fatto smontare cantieri con i nostri enti bilaterali, abbiamo fatto interventi diretti dove potevamo farlo e abbiamo segnalato agli enti preposti, quindi Ispettorato del Lavoro e Spisal, laddove non potevamo intervenire direttamente. Giacomo Vendrame, segretario veneto della CGIL, torna a ribadire la salute non è un costo. Garantire condizioni migliori al lavoro significa anche garantire una maggiore produttività. Le statistiche dicono che dobbiamo continuare a insistere e dobbiamo cambiare il concetto che non si può produrre a qualsiasi condizioni, perché bisogna garantire prima la salute e sicurezza del luogo di lavoro e poi quindi la produzione.